Arte, contaminazione, talento, pluralismo linguistico, creatività, SUNS Europe sarà ancora una volta tutto questo. Il Festival delle Arti in lingua minorizzata è pronto a portare nuovamente in Friuli musica, cinema, teatro e letteratura declinati nelle lingue minoritarie del vecchio continente. Sentiamo. Importante appuntamento culturale a Udine per valorizzare quelle che sono le lingue minoritarie. Sì, si rinnova anche quest'anno la presenza di SUNS sia nella sezione friulana che nella sezione europea e Udine è lieta di mantenere questo rapporto con la cooperativa Onde Furlane che organizza questo prestigioso evento. Io credo che le prospettive delle lingue in questa Europa sempre più complessa e complicata non è così negativa. Io vedo che c'è molto interesse, molto seguito e anche queste espressioni artistiche e musicali contemporanee aiutano notevolmente ad avvicinare sempre più fasce di popolazione, soprattutto giovane, all'uso della lingua. Io sono, per dire la verità, anche uno che ama ascoltare la radio e quindi seguo per quanto possibile ovviamente queste trasmissioni. E vedo non soltanto la grande presenza di queste lingue nelle emittenti radiofoniche, ma anche la qualità dell'espressione artistica. Quindi sono eventi, sì, hanno un valore sotto l'aspetto della valorizzazione della lingua, ma sono dei prodotti artistici di grande significato. Perciò io vedo un futuro per queste produzioni. Importante festival per valorizzare le lingue minoritarie. Assolutamente sì, il più importante d'Europa, probabilmente anche l'unico sotto certi aspetti. SUNS è ormai il festival di punta, ecco, di tutte le minoranze che sono grandi o piccole, ecco, d'Europa e che hanno la possibilità di esprimersi attraverso non solo la musica ma anche diverse forme artistiche. Questa è una sensibilità di SUNS che si è evoluta in questi ultimi anni, che noi continuiamo a sostenere come Agenzia regionale per la lingua friulana in modo vivo, in modo attivo, e sicuramente invitiamo tutti gli spettatori a poter partecipare a questa kermesse che vede veramente tanti appuntamenti e soprattutto ricchi di storia, identità, arte e soprattutto, insomma, curiosità che è molto interessante scoprire. Poi insomma coinvolge anche diverse realtà del territorio. Assolutamente sì, ci mette tutti insieme, per cui sia Agenzia regionale per la lingua friulana, ma anche la regione, ma anche il comune di Udine, insomma vediamo diversi comuni, diverse amministrazioni comunali che hanno dato il loro sostegno, ma anche diverse associazioni, quindi direi che è un festival territoriale ma si apre molto bene all'Europa e riesce, ecco, a coagulare tutte quelle entità che sono, come dicevo, grandi, piccole, ma rappresentano tutte una importanza strategica e che va valorizzata e va tutelata.